Benvenuti in questo viaggio tra i capolavori della Pinacoteca Ambrosiana, dove ogni opera racconta una storia di bellezza, mistero e tradizione. Scopriamo insieme i segreti nascosti dietro i grandi maestri dell'arte, in un racconto che ti trasporterà direttamente nel cuore di Milano. Oggi ci immergeremo in un'opera che porta con sé tutta la grazia e la delicatezza della scuola leonardesca, l'Adorazione con San Rocco di Giampietrino, il cui vero nome era Giovan Pietro Rizzoli. Quest'opera, eseguita in tempera e olio su tavola, proviene dalla chiesa di San Sepolcro, che oggi fa parte degli edifici della veneranda Biblioteca Ambrosiana. La scena è incantevole e gioiosa. Al centro troviamo il Bambin Gesù, circondato da putti musicanti che con i loro strumenti allietano il piccolo fanciullo. È un'immagine di tenerezza e serenità, tipica della tradizione pittorica rinascimentale. Ma accanto alla Vergine e al bambino c'è una figura particolare che non può passare inosservata: San Rocco. Riconosciamo subito il santo grazie ai suoi attributi distintivi. Porta il bordone, il lungo bastone da pellegrino, e indossa una cappa che lo identifica come viaggiatore. La sua piaga sulla gamba, visibile, è un segno inconfondibile della peste che lo colpì durante il suo pellegrinaggio. Ma uno degli elementi più emblematici è il cane che lo accompagna con una pagnotta in bocca. Secondo la tradizione, dopo aver contratto il terribile morbo, San Rocco si ritirò in una selva isolata, dove il cane gli portava ogni giorno un pezzo di pane, permettendogli così di sopravvivere. La presenza di San Rocco in questa scena non è casuale. Il santo era infatti invocato come protettore contro la peste, una malattia devastante che aveva colpito Milano in più di un'occasione. Il dipinto potrebbe essere stato realizzato proprio in riferimento alla grande epidemia che flagellò la città tra il 1524 e il 1529. In questo senso, l'inserimento di San Rocco nella scena dell'Adorazione diventa un segno di speranza e di protezione divina in un periodo di grande sofferenza. Ma l'opera non si ferma qui. Se osserviamo attentamente il paesaggio sullo sfondo, a sinistra, possiamo scorgere due episodi biblici che arricchiscono ulteriormente la composizione. Da un lato vediamo l'annuncio degli angeli ai pastori, un momento di grande gioia e rivelazione, in cui i pastori vengono informati della nascita di Gesù. Dall'altro lato troviamo la fuga in Egitto della Santa Famiglia, un evento cruciale nella vita di Maria, Giuseppe e il bambino, che fuggono per sfuggire alle persecuzioni di Erode. E qui troviamo un dettaglio curioso: San Rocco sembra unirsi alla fuga in Egitto. Questo potrebbe essere un simbolo del fatto che la protezione divina, rappresentata da San Rocco, accompagna la Santa Famiglia nel loro viaggio, unendo le vicende bibliche a quelle del santo francese vissuto nel XIV secolo. Quest'opera, pur nella sua apparente semplicità, è ricca di significati e dettagli che ci parlano di fede, protezione e speranza. La delicata esecuzione di Giampietrino, profondamente influenzata dal maestro Leonardo da Vinci, rende il dipinto una vera perla della collezione ambrosiana. Vi invito a venire ad ammirare di persona l'Adorazione con San Rocco alla Pinacoteca Ambrosiana per scoprire tutti i dettagli e la raffinatezza di quest'opera che continua a raccontare storie di fede e di salvezza. Grazie per averci accompagnato in questa nuova scoperta artistica. Se questo episodio ti ha incuriosito, non perderti gli altri, dove esploreremo ancora più capolavori della Pinacoteca Ambrosiana. E ricorda, queste opere non vivono solo nei racconti. Ti invito a visitare la Pinacoteca e ad ammirarle dal vivo per un'esperienza indimenticabile.